senza vita l'alpinista vicentino di cui non si avevano più notizie dopo il ciclone che ha colpito il massiccio himalayano. Era sepolto sotto la neve assieme al compagno di scalata. Il ricordo dell'amica, il sindaco di Cassola annuncia lutto cittadino per l'addio. Tragedia sul lavoro a San Martino di Venezia. 47enne operaio padovano precipita per 8 metri da un silos in un'azienda agricola. Nulla da fare per l'uomo. E caccia ai ladri che ieri sera hanno fatto irruzione in una villetta di Grignano Polesine a Rovigo. L'anziano proprietario ha sparato ferendone uno. Il paese e il sindaco stanno con lui. Polizia schierata e Ca' Foscari blindata per il ritorno dell'ex deputato zittito lunedì scorso dai Propal. Fuori la manifestazione, Fiano con la ministra Bernini e la rettrice Lippiello, sì al dissenso, no al silenzio. Circa 1500 pazienti senza medico di base nel quartiere Meggiaro di Este, disagi e proteste col sindaco che dice serve un cambio di rotta della regione. Nel Vicentino il giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate in una cornice particolare, il Sacrario della Santissima Trinità di Schio, prima tappa del percorso ideale che si noda attraverso i sacrari della provincia. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, prima di iniziare con i servizi, subito il nostro sondaggio che verte sulla proposta avanzata da Fratelli d'Italia rispetto agli sfratti. Sfratto dopo 2 mesi di affitto non pagato, siete d'accordo? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Vedremo poi stasera a Ring cosa ne pensate. Andiamo alla cronaca adesso, perché questa mattina la Farnesina ha confermato la notizia della morte dei 2 alpinisti Stefano Farronato di Cassola e del milanese Alessandro Caputo in Nepal. Abbiamo un peso notevole, no? Sulle spalle. E devo dire è stata una notizia sconvolgente. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità di Cassola, quella arrivata dalla Farnesina, che ha confermato la morte dei 2 alpinisti, il cassolese Stefano Farronato e il milanese Alessandro Caputo, 2 dei 3 escursionisti che stavano affrontando la scalata del Pambari Mal, mirando alla vetta a quota 6.887 metri. Assieme a loro il piemontese Walter Perlino, che si è salvato per miracolo a causa di un malore che lo aveva costretto a restare al campo base. I 2 escursionisti, seppur molto esperti, sono stati travolti da una tempesta di neve. Di loro si sono perse le tracce venerdì scorso, 31 ottobre. Perlino aveva dato subito l'allarme, le ricerche erano partite fino alla terribile scoperta dei corpi senza vita dei 2 alpinisti. Palpabile il dolore del sindaco di Cassola, Giannantonio Stangerlin, che ben conosceva Stefano Farronato, che viveva con la sua famiglia a San Zeno. È molto pesante come situazione che si è creata, un po' per tutta la comunità, perché Stefano era persona conosciuta da tutti. Lei ha avuto modo di contattare anche la mamma e la sorella di Stefano? Sì, questa mattina sono andato a porgere ovviamente le condoglianze, prima di tutto come amico, perché li conosco da parecchi anni, ma devo dire, credo che l'abbraccio che ho dato loro sia un po' simbolico anche dell'abbraccio di tutta la nostra comunità. La famiglia si sta organizzando per portare avanti le pratiche per il rimpatrio della salma. L'intenzione è quella di fare le esequie qui a Cassola, possibilmente, e naturalmente il nostro comune per quel giorno indirà il lutto cittadino. Lutto cittadino in memoria di Stefano Farronato, e toccanti le parole del sindaco nel riportare il racconto della madre dell'alpinista cassolese. Quello che mi diceva la mamma è che li hanno trovati in posizione dormiente, cioè come se stessero appunto dormendo. Ecco, forse questa è l'unica consolazione che possiamo darci e può darsi soprattutto la famiglia, e cioè il fatto che Stefano si sia addormentato nell'ambiente che lui ha sempre amato e ha sempre voluto anche sfidare, ma sempre con massimo rispetto. E abbiamo ricordato la figura di Stefano Farronato assieme a una sua carissima amica che ci ha voluto incontrare tra gli alberi, che l'alpinista tanto amava.
Partiremo per una traversata integrale in autosufficienza della calotta glaciale del Vatnajökull in Islanda, che ha una superficie un po' più piccola della Corsica, per avere un'idea delle dimensioni, con una massa di ghiaccio alta 1 chilometro circa e che si sta andando a sciogliere. È una soddisfazione avere 50 persone che perdono il loro tempo per venire a fare un corso di olevicoltura e l'attività è hobbistica, per cui qui abbiamo la gestione del territorio, anche dunque la salvaguardia delle fotografie del territorio della Pedemontana. Sicuramente Ambrogio Fogar, con una trasmissione che facevano negli anni 80 che era Jonathan Dimensione Avventura, io oggi ho 50 anni, dunque ero piccolo, è quella che sicuramente mi ha folgorato in tal senso. Arrivare in cima sarà, se riusciamo, un sogno importante. Sicuramente questa sarà una salita che dedicherò a mio padre. Questo e molto altro ancora era Stefano Farronato, alpinista, arboricoltore, triclimber, esploratore innamorato della natura e dell'avventura, morto facendo quello che più amava, scalare le montagne. Aveva dedicato al papà Bertillo, scomparso lo scorso luglio, il raggiungimento della vetta del Pambar Himal, come abbiamo sentito dall'ultima intervista rilasciata al nostro microfono il giorno prima di partire per la spedizione che gli è costata la vita assieme all'amico Alessandro Caputo. A raccontarci che era Stefano è una carissima amica che ha voluto incontrarci tra gli alberi. Stefano era un professionista e non lasciava nulla al caso, sia nel lavoro con i suoi alberi, con la sua natura, sia nelle sue spedizioni, quindi cura dei particolari, dei dettagli, perché l'attrazione era forte, ma sapeva che ogni esperienza era unica e particolare, quindi in questo modo la trattava. Un personaggio scomodo sicuramente, a volte anche con il megafono andava a dire quello che aveva da dire, ma sempre con una spiegazione, non era mai un predicare fine a se stesso, era proprio un portare le proprie idee, perché non era mai una cosa solo per lui, era una cosa sempre con una visione molto ampia, molto bella. Penso che chiunque si ricorderà di lui guardando un albero in pianura, in città, in montagna, perché era la sua vita, il suo modo di essere. I servizi della nostra Vanessa Banzato. Adesso andiamo alla tragedia sul lavoro che si è verificata nel pomeriggio a San Martino di Venezia, in provincia di Rovigo. Un 47enne originario di Padova stava lavorando sul tetto di un silos di una cooperativa che si occupa di cereali in via Madonnina quando è scivolato e precipitato per 8 metri. A dare l'allarme il collega che ha assistito alla caduta. Sul posto SUEM 118, vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare, è stato dichiarato il decesso sul posto. E ora a Grignano Polesine, perché le forze dell'ordine stanno cercando i 3 ladri che hanno fatto irruzione in un'abitazione di un anziano. Scusi, siete giornalisti? Sì. Non vuole raccontarci. Abbiamo solo chiesto. È scosso e non ha voglia di parlare l'imprenditore di Grignano Polesine, che ha affrontato i ladri entrati nella sua proprietà, sparando un colpo di pistola e ferendo probabilmente uno di loro. E il giorno dopo la comunità della frazione di Rovigo, 4.000 residenti, è con lui, manifestando comprensione e solidarietà. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi, erano le 18:30 e ora è caccia all'uomo per individuare i 3 responsabili dell'irruzione. Ormai il nord-est è diventato come Milano, Torino, uguale. Se è spaventato, normale. Se c'è la famiglia dentro questa casa, sarebbe anche giusto. Invece se spara e li uccide, mettono in galera lui. Preoccupati, insomma, sì, quando si sentono queste cose la preoccupazione c'è sempre, ecco, però voglio dire, finché non ti tocca va anche bene, dopo quando chi tocca, poveretti, insomma, capisco il loro stato d'animo. Arrivare a sparare addirittura. Quando uno ti viene in casa non sai mica chi ti viene dentro, cosa ti può fare, cosa non ti può fare, la prima cosa che uno pensa è quella di difendersi. L'uomo, che si è trasferito a Grignano pochi anni fa, non è molto conosciuto in paese. Avrebbe subito altri 3 furti nella sua abitazione, in questa frazione di Rovigo. Non si sa mai come uno reagisce, l'adrenalina, la paura, la tensione, tante cose lì
è difficile capire e dare, cioè sparare è sempre estremo, però comunque va capita un attimo la situazione. Spero che l'abbia preso anche perché stanno rompendo un po', tanto poi cosa succede? Niente. Se li prendono veramente non gli fa niente. I dati raccontano di una provincia, per quanto riguarda i furti in abitazione, con il maggiore aumento a livello nazionale e al 10° posto in Italia anche per numero di furti in casa rispetto alla popolazione, oltre 40 per ogni 10.000 abitanti, e parliamo solo di quelli denunciati dai proprietari. Solidarietà all'imprenditore anche dalla sindaca di Rovigo, preoccupata per l'escalation di furti. È una vicenda molto triste che conferma che in città c'è effettivamente anche nelle frazioni qualche problema. Il sindaco di Rovigo commenta così la vicenda avvenuta nella frazione di Grignano Polesine, con il padrone di casa che spara all'indirizzo dei ladri, e come hanno fatto molti concittadini anche lei esprime solidarietà e comprensione. Voglio esprimere la mia totale, piena e illimitata solidarietà al signore che ieri sera è stato vittima di questa incursione in casa sua e che ha avuto questa umanissima reazione di difesa, di legittima difesa. Intanto nel Polesine e a Rovigo i dati confermano l'aumento di furti e reati predatori. La proprietà privata è sacra e questo signore non ha fatto altro che difendere se stesso e la propria famiglia. Mi risulta poi che fosse la terza volta che subiva questo tipo di affronto. Chi subisce dei furti in casa propria si sente violato nel proprio intimo. Credo che la reazione di questo signore sia la reazione più normale che ci potesse essere. Il primo cittadino invita ad avere fiducia nelle forze dell'ordine, molto presenti a Rovigo, e a denunciare sempre i reati e i comportamenti sospetti. Come atti concreti l'amministrazione ha dotato gli agenti della polizia locale di bodycam. Nei prossimi giorni attiverà il turno serale e ha avviato l'addestramento all'uso del taser. Li abbiamo dotati di bodycam, di taser, sono tutti strumenti che aiutano anche i nostri uomini ad essere nelle nostre strade, nelle nostre città, nelle nostre frazioni. E dopo l'omicidio del luglio scorso, vari accoltellamenti e risse, furti e scippi agli anziani, l'ultimo nelle scorse ore in centro, il sindaco non si nasconde. Sì, sono preoccupata, sono tutte ferite che segnano la percezione della sicurezza, ma non è solo la percezione della sicurezza qua che viene messa in discussione, è proprio, mi pare, di fronte a questi fatti, la sicurezza concreta, e quindi sono molto, molto preoccupata. Cambiamo pagina con il ritorno in una Ca' Foscari blindata dell'ex deputato Dem Emanuele Fiano, contestato nei giorni scorsi dai Propal. Fuori, polizia antisommossa, la locale, i carabinieri, arrivano i ragazzi e le ragazze del Fronte della Gioventù Comunista, come annunciato, striscione e bandiere alla mano. Dentro l'università, Laura Balatto si prepara a ricevere l'ex parlamentare Dem e presidente di Sinistra per Israele Emanuele Fiano, per ricominciare lì dove una settimana fa era stato interrotto dopo l'irruzione dei contestatori Propal. Evento blindato, la partecipazione solo su invito alla presenza della ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Solo 8 gli studenti in aula appartenenti all'Associazione Futura, promotori dell'incontro dello scorso 27 ottobre e concluso una settimana dopo. Il tema: Israele e Palestina, due popoli, due stati. Noi vogliamo promuovere l'ascolto, l'avevo detto la volta scorsa ma lo ripeteremo anche oggi, non è un evento dove si deve per forza concordare col relatore, ma è un evento dove bisogna mettersi in discussione, avere consapevolezza che c'è tanto da imparare e per questo provare a vedere anche le cose da una prospettiva diversa. Come studenti voi avete condannato fermamente la presa di posizione di chi ha fatto irruzione una settimana fa nella stanza di San Giobbe? Certo, perché anche in quell'occasione non c'è stata volontà di dialogo, abbiamo più volte chiesto che si sostituissero a noi di Futura per fare loro le domande e aprire un dibattito ovviamente, ma questo non è stato reso possibile. Questo è il senso di questa iniziativa, consentire all'onorevole Fiano di concludere il discorso che era stato interrotto, e quindi quest'Aula un po' riproduce lo stesso ambiente di lunedì scorso. È un'iniziativa promossa dagli studenti di Futura e così abbiamo voluto dare spazio agli studenti affinché concludessero le domande che avevano preparato. Emanuele Fiano dunque è tornato a Ca' Foscari, ma è la commozione a prendere il sopravvento non appena prende parola. Tutti voi .
Il pensiero a Yitzhak Rabin, primo ministro israeliano ucciso 30 anni fa da sionisti di estrema destra e che con Arafat parlò concretamente di pace. Le due narrazioni della storia, quella israeliana e quella palestinese, non coincideranno mai. E quindi ad un certo punto due che si erano combattuti, e ognuno dei quali pensava dell'altro che avesse le mani sporche di sangue, hanno deciso che bisognava iniziare non più a parlare del passato ma a parlare del futuro. Il focus poi sulla storia israeliana, le ragioni dell'attuale guerra, molto spazio all'attentato del 7 ottobre, la volontà di ricominciare dalle parole nessun genocidio in atto, secondo Fiano, in Palestina. Per me, per dare un giudizio terribile sulle decine di migliaia di morti a Gaza non importa la parola, perché se lei lo chiama massacro o genocidio rimane il fatto che sono morte decine di migliaia di civili. Discutiamone pure se questo è importante. Io non credo che sia importante per affermare i diritti del popolo palestinese, per lottare per la pace, perché la guerra non riprenda, perché le armi cedono il posto alle trattative. Io sono la scorta istituzionale e democratica di Emanuele Fiano. L'università è il luogo della libertà, ma anche della libertà di dissenso, e che è un luogo aperto, profondamente libero, un'agorà, non uno stadio dove ognuno si rintana e si perde nella sua curva. Questa è la differenza. Doveroso contestare chi nega il genocidio, secondo i manifestanti di Gioventù Comunista che erano schierati fuori dall'università. Chi nega il genocidio del popolo palestinese, chi fa la sinistra per Israele mentre Israele stermina i palestinesi e fa di tutto per impedire che abbiano un futuro, non è il benvenuto. Gli studenti di Venezia non danno il benvenuto alla sinistra per Israele, Emanuele Fiano. Se Fiano avesse voluto un incontro avrebbe organizzato un'iniziativa diversamente, invece è venuto a fare un'iniziativa blindata con questo schieramento di polizia in un'università blindata, precisamente non con la volontà di parlare con gli studenti. A noi questo ci sembra molto chiaro. Se avessero voluto avrebbero fatto un altro tipo di iniziativa, non sarebbero venuti a blindarsi con il governo, con un ministro e con la polizia. La posizione è chiara, il portavoce di Gioventù Comunista, arrivato da Roma, si schiera con i ragazzi, bandiere e striscioni alla mano, davanti al cordone di polizia in tenuta antisommossa a interrompere l'avanzata pacifica verso l'università, lì dove dopo pochi minuti avrebbe preso parola l'ex deputato Emanuele Fiano. È un diritto contestare in un'università un politico che ha quantomeno delle posizioni controverse. Fiano è un politico di lungo corso che ha assunto posizioni di sostegno allo Stato di Israele mentre Israele sta commettendo crimini di genocidio, è un politico che nega che stia avvenendo un genocidio contro i palestinesi. Si aspettava di non ricevere una contestazione? Doveroso contestare chi nega il genocidio, dicono i manifestanti. Fiano si schiera così con il governo per un DDL liberticida, un disegno di legge depositato in Parlamento per punire presunti crimini di odio antisemita, ma dove, ribadiscono, la definizione di antisemitismo è molto interpretabile e non si può continuare a bollare come antisemita chiunque si mobiliti per la Palestina. Alla domanda a Fiano se per lui antisemitismo e antisionismo siano la medesima cosa, risposta affermativa. Gioventù Comunista rincara. Noi siamo per i due stati, noi siamo per uno Stato palestinese nei confini del 67, ma c'è una grande ipocrisia di fondo che andrebbe detta a Fiano e che vorremmo dirgliela se ci fosse la possibilità di discutere, e cioè che oggi non si può essere allo stesso tempo per i due stati e per Israele, perché oggi quello che fa Israele è esattamente cercare di cancellare la possibilità che possa nascere uno Stato palestinese. All'accusa di aver di fatto zittito un ex parlamentare per le sue posizioni, i manifestanti ribadiscono il diritto di contestazione. Fiano ha parlato mezz'ora, 40 minuti prima di essere contestato e nell'ultima settimana ha parlato a reti unificate con molta poca possibilità di replica, a onor del vero, per la nostra organizzazione che è stata accusata falsamente di antisemitismo, quando è chiarissimo che Fiano viene contestato per le sue posizioni politiche. Ma secondo voi Moni Ovadia sarebbe stato un altro ebreo con altre posizioni, sarebbe stato contestato nell'Università di Venezia? Questa è la verità. Altro tema, la sanità, circa 1500 pazienti senza medico di base nel quartiere Meggiaro di Este, col sindaco che dice serve un cambio di rotta della regione. La mancanza di medici è una piaga che ha investito anche il quartiere Meggiaro di Este. Qualche giorno fa, infatti, il 31 ottobre per la precisione, il medico di base in carica è andato in pensione e ora circa 1500 persone si trovano senza un professionista a cui rivolgersi. Per tamponare la situazione, l'ULSEI ha inviato una comunicazione dove invita a cercare un altro medico autonomamente o a rivolgersi alla continuità assistenziale diurna in una struttura provvisoria, un container. Sistemazione che ha fatto discutere non poco.
Su questo aspetto, visto le sollecitudini di alcuni cittadini, ho già scritto al direttore generale dell'USVE e ai suoi collaboratori, chiedendo un incontro per aggiornamenti su questa situazione e anche per valutare assieme, dando la disponibilità del Comune, di trovare un luogo alternativo al container che è in via San Fermo, perlomeno nei periodi diurni in cui la Guardia Medica svolge attività al posto della medicina di base. I disagi causati dalla carenza di personale medico sono ormai all'ordine del giorno e a rimetterci sono soprattutto le persone più fragili. Noi siamo al massimo a disposizione come amministrazione per supportarli in tutte queste attività e cercare di far fronte con loro a queste problematiche logistiche di contatto conoscitive. C'è un tema più generale sanitario che chiaramente i comuni non sono in grado di affrontare, devo dire che la disponibilità in tante situazioni per ridurre è stata forte, però qua penso che ci sia a livello proprio più alto una pianificazione sbagliata e anche un tema su cui deve riflettere con molta attenzione. Adesso ci sarà un cambio di governo in regione, mi auguro che venga presa in considerazione una visione della sanità un po' più diversa. 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, le celebrazioni ufficiali per la provincia di Vicenza si sono svolte a Schio, prima tappa del percorso ideale che si snoda attraverso i sacrari del Vicentino. A fare da sfondo alle celebrazioni, lo vedete, il sacrario militare della Santissima Trinità, tra le lapidi di circa 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale. Le massime autorità civili e militari dell'area berica si sono radunate in occasione del centenario della sua stessa inaugurazione, meta finale del corteo che ha sfilato per le vie del centro addobbate di tricolori. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Arrivederci.